L'omicidio di San Stino, il corpo dell'insegnante 53enne uccisa dal nipote trovato in tarda mattinata nell'Emene a Portogruaro, a 12 km dal punto in cui è stata gettata la salma in un sacco, integra diverse le ferite di arma da taglio. Auto si scontra con il tir a fermo sulla piazzola di sosta, tragedia lungo la 22 del Brennero, muore 27enne gravissima, la 29enne passeggera al suo fianco. Alpinista veneziano 50enne precipita nel vuoto, è grave il dramma sul Pasubio nella stessa zona dove domenica hanno perso la vita Sofia e Giosuè. Violenza in parrocchia a Treviso, il parroco aggredito e pestato dopo un rimprovero ai bulli. Autore della violenza in particolare è stato un minore in corso di identificazione, pronto a perdonarlo e a dialogare con lui, dice il sacerdote. A Venezia, primo consiglio comunale dell'era Venturini e primo colpo di scena. Monica Poli e Giovanni Giusto lasciano la Lega ed entrano nel gruppo misto. Il carroccio sparisce dall'assemblea. Nelle ultime ore in prefettura una riunione per mettere a punto tutti i dettagli per la visita del Presidente della Repubblica, che domani mattina sarà a Venezia all'isola di San Giorgio per partecipare al simposio di Cotec Italia, imponenti misure di sicurezza. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, questi dunque i titoli, ma in primo piano la politica. 2 settimane dalla 2 giorni di vertice a Mogliano con lo Stato Maggiore della Lega e con un carroccio in crisi di identità, caccia al successore più credibile per il dopo Salvini e prende sempre più piede il nome del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Dunque noi vi chiediamo, Lega dopo Salvini, Fedriga, segretario. Se volete rispondere di sì lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring, potete iniziare fin da subito a votare. Ed ora la cronaca. Dopo 3 giorni di ricerche riaffiora dall'Emene il corpo di Chiara Guerra in località Sette Sorelle. La 53enne sarebbe stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso, mentre emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell'omicidio. È stato ritrovato nel fiume Lemene il corpo della professoressa 53enne Chiara Guerra, avvolto parzialmente in un sacco e con evidenti ferite da taglio. La donna, uccisa giovedì scorso dal nipote 17enne reo confesso. Il recupero è avvenuto dopo 3 giorni di ricerche a seguito dell'allarme lanciato da un pescatore che ha segnalato la presenza del corpo al 112. Sul posto è intervenuto anche il medico legale Antonello Cirnelli per una prima ispezione della salma. Dottore, quali sono i riscontri? Nulla. Cosa ha riscontrato? È riscontrato che non si può dire assolutamente nulla e che le autorità parleranno quando è il momento. Non si può dire assolutamente nulla per il momento. Le operazioni erano partite dal canale Malgher a San Stino di Livenza e hanno visto impegnati gommoni, sommozzatori, droni e anche l'elicottero drago dei Vigili del Fuoco decollato da Venezia. Il ritrovamento è avvenuto a circa 12 km dal punto in cui il corpo era stato gettato. Da quanto appreso, la salma si trovava in condizioni integre, ma parzialmente nascosta in un sacco, rendendo più difficoltose le operazioni di ispezione. Per questo è stata trasferita in laboratorio di medicina legale per accertamenti più approfonditi. Già evidenti però diverse ferite da taglio, mentre il coltello utilizzato per l'omicidio non è stato ancora trovato. Un passaggio fondamentale per verificare la confessione del ragazzo e chiarire ogni dettaglio della dinamica. Secondo gli elementi raccolti, la donna inoltre avrebbe tentato di difendersi. Il 17enne presenta infatti una frattura al metacarpo, ferita alla mano e graffi su tutto il corpo, segni compatibili con una violenta colluttazione. Il movente sarebbe legato a questioni economiche, in particolare a temi di eredità, e intanto prende corpo anche la sequenza temporale dell'omicidio. Il delitto si sarebbe consumato attorno alle 13:30 di giovedì nella legnaia dell'abitazione di via Fratelli Cervi 3 a San Stino di Livenza. Prima la lite, poi l'aggressione con le coltellate. Alle 14:10 le telecamere avrebbero ripreso il giovane mentre si allontanava con una carriola e un telo, circa 700 metri a piedi in 10 minuti, per poi disfarsi del corpo e rientrare a casa attorno alle 14:30. Qui avrebbe ripulito la carriola dal sangue nello stesso luogo del delitto. Poco dopo, verso le 15, avrebbe percorso una strada secondaria, passando per via Stazione, svoltando verso via Papa XXIII, fino al retro della parrocchia, raggiungendo l'argine del fiume Livenza. È lì che avrebbe gettato il coltello, i vestiti sporchi di sangue e il cellulare della zia.
Il 17enne ora si trova in una comunità di accoglienza del Trevigiano. L'ipotesi di reato è omicidio aggravato, mentre gli inquirenti starebbero valutando anche la premeditazione e la crudeltà. 2 le procure coinvolte, inizialmente quella di Pordenone che aveva aperto il fascicolo per la scomparsa, poi il passaggio alla procura per i minori di Trieste. Nelle prossime ore è attesa la convalida della misura cautelare. Nel frattempo il sindaco di San Stino di Livenza, Gianluca De Stefani, ha commentato il ritrovamento del corpo di Chiara Guerra, sottolineando come la notizia chiuda i giorni di ricerche e di forte apprensione. Ha espresso inoltre l'auspicio che possa portare un minimo di pace ai familiari e ha ribadito la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia e alla comunità scolastica, ricordando la donna come un'insegnante stimata e molto apprezzata dagli studenti. Tragico schianto lungo la 22 del Brennero tra Affi e Verona Nord. A perdere la vita vittima un 27enne residente in Alto Adige, gravissima la 29enne passeggera che viaggiava accanto a lui. L'auto è piombata contro il T-fermo in piazzola, tamponandolo e finendovi incastrata sotto. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco. La passeggera, una volta liberata dall'abitacolo, è stata affidata alle cure del personale sanitario, mentre per il giovane conducente non c'è stato nulla da fare. Presenti anche la polizia stradale e il personale dell'autostrada del Brennero per la gestione della viabilità e rilievi del sinistro. Inevitabili le ripercussioni sul traffico fino a tarda mattinata. Ed ancora cronaca, a Monte Pasubio, alpinista 50enne precipita nel vuoto, è grave in rianimazione. Dopo la tragedia della morte di 2 giovani si riaccende il dibattito sulla pericolosità delle vie del massiccio. È ricoverato in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza l'alpinista 50enne di Mirano Venezia, precipitato dopo le 13 dal Monte Cornetto nella catena del Sengio Alto delle Piccole Dolomiti. È caduto nel vuoto per 15 metri mentre si trovava incordata con un compagno sullo spigolo Noaro. È stato trasportato in codice rosso con l'eliambulanza di Verona per i politraumatismi riportati. La prognosi è riservata. Questi incidenti possono capitare anche a alpinisti esperti. C'è sempre un margine di rischio che chi va in montagna deve accettare per forza. Parlo di fatalità perché il tempo era buono, le condizioni meteo quindi consentivano, anche se con l'aumento della temperatura ci sono le nuvole, quindi la visibilità cala, ma questo fa parte del gioco delle Piccole Dolomiti. Un incidente è avvenuto sempre a Valle del Pasubio, poco lontano dal luogo della tragedia, dove 48 ore prima hanno trovato la morte Sofia Dalle Nogare e Giosuè Baldissera. La via che possiamo vedere anche qui rappresentata col schizzo di colore arancione è considerata tra le più sicure del massiccio e ripeto, la consideriamo una tragica fatalità quella che ha colpito i 2 giovani. Stavano facendo la Boschetti di Zatron e probabilmente avevano superato questa area, questo traverso, probabilmente sono caduti in questa zona. Il ripetersi di questi eventi riporta drammaticamente d'attualità la pericolosità delle vie alpinistiche del massiccio, che richiedono particolari attenzioni anche ai più esperti. Chi passa dalla falesia all'ambiente di montagna, che noi chiamiamo ambiente di avventura, non è solo un problema di grado. Il grado è un elemento da considerare, ma bisogna considerare dove passano le vie, la capacità di individuare la chiodatura, il fatto di tastare la roccia, perché come sappiamo nelle Piccole Dolomiti non sempre è solida e quindi bisogna tastare e muoversi con prudenza. Violenza in parrocchia San Bartolomeo a Treviso con il parroco aggredito dopo un rimprovero ai bulli. Autore della violenza in particolare è stato un minore in corso di identificazione, pronto a perdonarlo e a dialogare con lui, ma resta la denuncia, dice il sacerdote che ha assistito alla scena, parla di un vero e proprio pestaggio. Non è che mi sono reso molto conto perché facevo fatica a respirare per la botta alla schiena, quindi non è quello la cosa. Comunque insomma, io sto bene, adesso ho degli antiolorici da prendere, però insomma sono tranquillo, insomma, poi insomma ho anche una bella realtà di comunità. È un'intera parrocchia, quella di San Bartolomeo a Treviso, ad essersi stretta attorno a Don Francesco Filipputi, alleviando solo in parte le conseguenze di un pestaggio che è stato brutale, per quanto lo stesso sacerdote, da educatore e pastore di anime, cerchi di abbassare i toni. È pomeriggio, sul campetto davanti alla chiesa ci sono diversi giovani, 2 ragazzini in particolare stanno giocando con una pistola d'acqua riempita nella vicina fontanella, e questo incuranti di un cartello
che parla chiaro, Don Francesco si avvicina a loro. Ho chiesto se per cortesia potevano fare a meno di usare le pistole ad acqua, ecco, uno dei ragazzi l'ha presa, l'ha riempita, io sono andato, gli ho detto guarda dammela, gliel'ho svuotata e poi gli ho dato indietro e gli ho detto guarda tieniti la pistola, mi tengo il serbatoio, poi passa tranquillamente in ufficio, io sono lì e te lo do indietro. Insomma, ecco, a partire da questo poi il proprietario della pistola ha un po' attuato una dinamica violenta nei miei confronti. Chi era presente, e non erano in pochi, riferisce di sequenze gravi e violente. Io a un certo punto gli ho tirato un pugno nella schiena e il Don gli ha detto smettila così mi fai male, non ha reagito, non ha alzato le mani. E poi a un certo punto l'ha preso per le spalle così e gli ha tirato 2 ginocchiate. Il Don ha provato a scappare, però a spostarsi, però non ce l'ha fatta. Poi gli ha fatto la mossa sgambetto, l'ha buttato per terra nel cemento, sono caduti gli occhiali tutto. Lo stava prendendo a pugni anche da per terra. Tutto nell'arco di pochi secondi. Intervengono degli adulti mentre i bulli si danno la fuga. Sono tutti minori. L'aggressore in particolare sarebbe un 16enne problematico già noto. Sul posto forze dell'ordine su M118. Don Francesco viene medicato e curato. A chiamarlo per sincerarsi delle sue condizioni e solidarizzare è anche il sindaco Mario Conte. I carabinieri iniziano a sentire i testimoni e a visionare le immagini della videosorveglianza. Tra i residenti c'è timore, quel campetto è zona di giochi e allegria, così deve rimanere. Secondo me una punizione per loro potrebbe essere un volontariato proprio in questa parrocchia per riparare e per mettersi a disposizione e capire quello che hanno fatto. Dal canto suo Don Francesco tende una mano ai bulli e al suo aggressore, lo fa però tenendo una linea salda. Tutti abbiamo sbagliato più o meno nella nostra vita, però è importante che qualcuno ci possa ridare a partire dalla presa di coscienza della propria responsabilità anche delle possibilità. Lei è pronto al perdono, ma la denuncia la fa? Ma la denuncia credo sia importante perché la denuncia è un aiuto ad assumersi una responsabilità. Chiaramente la denuncia è un fatto, la disponibilità è un altro fatto che è parimenti se non più importante. Siamo alla politica, si apre con un terremoto politico all'interno della Lega, il primo consiglio comunale di Venezia dell'era Venturini, Monica Poli e Giovanni Giusto, i 2 consiglieri eletti dal Carroccio a Cafarsetti, hanno polemicamente lasciato il partito. La Lega mantiene 2 assessori ma scompare dall'assemblea. Io annuncio alla mia collega Monica Poli, leghisti, passiamo al gruppo misto. Anch'io prendo questa decisione di passare al gruppo misto, mantenendo l'impegno, sostenendo il sindaco Simone Venturini. L'annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno durante la prima seduta del Consiglio Comunale dell'era Venturini. Monica Poli e Giovanni Giusto, il primo e il terzo tra i candidati più votati della Lega alle ultime elezioni, lasciano il partito per confluire nel gruppo misto. La polemica è tutta interna alla Lega, dalla quale sia Poli che Giusto non si sono sentiti rappresentati e sostenuti, nonostante le preferenze raccolte. Quando il voto non conta nulla, quando le cose fatte non vengono tradotte in meritocrazia, in Lega siamo invisibili. Basta. Già penalizzata da un voto che nelle amministrative veneziane l'ha vista crollare dal 12 al 4%, la Lega scompare così dal Consiglio Comunale. O meglio, sopravvive in giunta con gli assessori Costalonga e Brunello, ma scompare dall'Assemblea. Giusto e Poli sostengono di non aver visto riconosciuto il loro merito nell'evitare al partito un risultato peggiore alle urne. Dico solo questo, il rispetto dei cittadini che ci hanno votato, e questo è. E noi con questo gesto abbiamo voluto proprio dimostrare che prima ci sono i cittadini. Il 30% dei consensi sono soltanto miei e suoi. Soltanto in 2. Siamo anche il 50, 615 preferenze. Senza calcolare esatto quelli che sono stati annullati, eccetera, c'è un casino. I 2 consiglieri si sono riservati di entrare nel merito della decisione in altra sede. Il 4% della Lega aveva portato all'elezione di soli 2 consiglieri, Poli e Costalonga. La conferma di Sebastiano Costalonga all'assessorato al commercio aveva quindi portato al ripescaggio di Giovanni Giusto, mentre il secondo dei non eletti, Riccardo Brunello, è entrato a Cafarsetti come assessore ai lavori pubblici. Subito al lavoro per la nostra città
Nulla cambia in termini di numeri nel sostegno della maggioranza. Peraltro i numeri sono tali che la maggioranza rimarrebbe in piedi anche senza l'appoggio degli ex consiglieri leghisti. Il primo consiglio della nuova mandatura si era aperto con l'abbraccio tra Simone Venturini e Andrea Martella. Il neosindaco aveva quindi salutato quasi uno ad uno tutti i consiglieri prima di esporre le linee del suo mandato. Abbiamo una variazione di bilancio importante perché dobbiamo allocare nuove risorse, perché la guerra in Iran ha fatto schizzare i costi energetici, quindi abbiamo 8 milioni da trovare per sostanzialmente coprire gli extra costi delle bollette del comune, per farla semplice, ma poi anche investire delle risorse per la riqualificazione e rigenerazione urbana. Quindi molto bilancio, molta urbanistica nel mese di luglio, molta attenzione al territorio. Girerò molto in queste settimane per andare a vedere proprio nei quartieri e nei territori non solo i problemi ma anche le grandi opportunità. Lega in ebollizione, salta il federale con l'atteso confronto tra Matteo Salvini e i maggiorenti del partito, e per quanto si sia parlato a più riprese di Luca Zaia come futuro segretario, sembra sempre più essere Massimiliano Fedriga il vero jolly per la leadership del futuro. Non c'è pace in casa Lega, ma nei silenzi a distanza e mancati incontri si nascondono forse le mosse dello scacchiere di Via Bellera. Salta il Consiglio federale previsto per domani e che doveva decidere se affiancare Zaia e Fedriga alla leadership di Salvini. Scenario che sembra già tramontato perché lo statuto non si modifica, l'uno non molla, gli altri non fanno passo avanti, soprattutto per una carica, quella di vice, vuota nei suoi poteri esecutivi e la possibilità di incidere realmente. Poi ci sono i dubbi da sciogliere entro il confronto che sarà a Mogliano Veneto il 4 e 5 luglio con il raduno dei maggiorenti leghisti. È come un tarlo nella mente di Salvini, perché a chiedere cambi di passo sono gli stessi che lo portarono alla rottura con i grillini del reddito di cittadinanza, il clamoroso Papete, a osteggiare la presenza di Vannacci, forse fino a spingerlo alla porta e tantomeno a mettersi in gioco candidandosi alle europee per trainare il partito. Oggi sono quelli che spingono per avere due vice di peso al fianco di Salvini. E ancora un dubbio, sono certi che proprio la Lega dei governatori abbia quella spinta tale da generare sostegno elettorale, oltre al ruolo riconosciuto di buoni amministratori come padri di famiglia. Fedriga è pur sempre il più amato d'Italia, è presidente della Conferenza delle Regioni, ha relazioni internazionali e vanta ottimi rapporti con Giorgia Meloni, che non ne nasconde la stima. E la stessa Premier ad avere tutto l'interesse che la Lega non crolli nei sondaggi. L'ultimo di SVG in queste ore la dà alla stessa percentuale di Vannacci, 5,3%, già risalire, ma con chi? E se l'accusa da alcuni è quella di poco coraggio da parte dei governatori nel tentare di scalare il partito, Fedriga appare quello più titolato per fare un passo in avanti con credibilità e un ampio sostegno. E un messaggio per una Lega sindacato del Nord forse lo lancia ancora oggi negli scatti dell'incontro con il presidente del Piemonte Alberto Cirio, perché per una volta la madre di tutte le battaglie invece è proprio la questione settentrionale. Futuro nazionale e il centrodestra. A ring ieri sera lo scontro, protagonisti Gio Formaggio, Mario Conte e Luca De Carlo. L'unica cosa che io rinfaccio a Giorgia Meloni è stata quella di mollare la presidenza del Veneto alla tachipirina del Veneto, che è la Lega. Futuro nazionale da una parte, Lega e Fratelli d'Italia dall'altra, il bivio del centrodestra a ring con i fuochi d'artificio annessi. Perché se è vero che a fine puntata il sondaggio su cosa dovrebbe fare Vannacci in chiave elezioni politiche premia con il 77% la soluzione dell'accordo, è altrettanto chiaro che al momento questo scenario è a dir poco lontano. Certo, la politica è l'arte dell'impossibile, ma in Veneto i futuristi hanno forse ancora di più il dente avvelenato e l'ex meloniano Gio Formaggio fa esplodere tutto il suo malessere contro i mai tollerati alleati. La Lega è la rovina. Facciamo finire Veneto. il sindaco, chiaro. Ve l'ho sempre detto, concetto chiarissimo. E ho sempre votato contro a tutto quello che volevate fare. I veneti hanno votato per la Lega alle regionali, se non te lo capire, e non hanno votato te, per esempio. I veneti hanno votato per la Lega. Ma evidentemente non rappresenti il pensiero dei veneti, può starci, rappresenti il tuo pensiero e dei tuoi 8.000 elettori. Vedremo. No, l'abbiamo già visto.
E la madre di tutti i mali sta nelle regionali 2025, aver ceduto la presidenza della regione alla Lega quando Fratelli d'Italia era in rampa di lancio. Per questo il bersaglio è anche l'ex collega di partito ed ex coordinatore regionale Luca De Carlo, costretto a suo tempo a fare un passo indietro, una generosità che ha pesato ma che il senatore alla fine rivendica replicando a Formaggio. Il mio amico Joe capirà quando sarà chiamato a governare, se avrà la fortuna di poterlo fare, che la politica è fatta di mediazione, non è solo, a meno che tu non abbia il 50+1 e anche in quel caso comunque sei tenuto a mediare, ed è evidente che ci sono delle questioni sulle quali per una logica di alleanze, che ritengo siano ancora comunque facciano parte della politica, a volte si incassa e a volte si deve generosamente cedere. L'errore di Fratelli d'Italia è stato galvanizzare e far resuscitare la Lega, che però non è servito a nulla, perché adesso vedremo che fra qualche mese sarà sotto il 4% e non si salva nessuno. Adesso vi faccio vedere i sondaggi non stasera. Si salva nessuno. Gio, ma il problema non è chi sale. Ho capito, ma è stato Fratelli d'Italia. I problemi dei cittadini a livello nazionale come a livello regionale, dare risposte ai cittadini. Perfetto. Perché io non baratterei mai la mia poltrona o il mio ruolo con una sconfitta onorevole. Resta uno stallo evidente, al di là dei rancori, anche su alcuni temi in agenda, e le parole del generale sul femminicidio che non esiste, difese dai futuristi, aprono un altro solco chiaro. Per come ti conosco io, tu non credi veramente a quello che stai dicendo? Io continuerò a scendere in piazza per sensibilizzare contro i femminicidi, cioè io lo dico chiaramente, tra tante cose che ha detto, alcune possono essere condivisibili, alcune meno, quella sui femminicidi è una cazzata enorme che il generale ha detto. Nelle ultime ore in prefettura una riunione per mettere a punto tutti i dettagli per la visita del Presidente della Repubblica che domani sarà a Venezia, all'isola di San Giorgio. A differenza delle precedenti, quella di domani a Venezia non sarà una visita rampo per il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Domani sera il Presidente della Repubblica pernoterà, almeno di ultimi cambiamenti, a Venezia e molto probabilmente alloggerà nell'iconico Hotel Gritti sul Canal Grande, sua abituale residenza veneziana per le visite più lunghe in città. Nelle ultime ore una riunione in prefettura ha messo a punto tutti i dettagli della sua permanenza. Il Presidente della Repubblica Mattarella è atteso nell'isola di San Giorgio Maggiore, blindatissima e ideale soluzione logistica per la sicurezza. Il suo arrivo alle 12:30 insieme agli altri ospiti più illustri come il re di Spagna Felipe IV e il Presidente della Repubblica Portoghese José António Seguro. Alcune ordinanze del sindaco limiteranno anche il transito pedonale in centro storico, in particolare durante il passaggio delle delegazioni e nei luoghi di permanenza degli invitati. Ad accogliere Mattarella ci saranno il prefetto Darco Pellos, il governatore del Veneto Alberto Stefani e il sindaco di Venezia Simone Venturini con tutte le autorità. Nella sede della Fondazione Cini, Mattarella parteciperà al simposio che verrà aperto da Fabio Giannotti, presidente di Cotec Italia. Nel 2001 è stata creata la Fondazione Cotec Italia, che ha come presidente onorario appunto il Capo dello Stato. Essa opera a livello europeo con le gemelle di Spagna e Portogallo e insieme formano il network internazionale. Al centro delle attività delle fondazioni c'è lo sviluppo tecnologico e delle trasformazioni economiche e sociali. Triveneta 2026, migliaia gli alpini trevigiani attesi a Gemona furono circa 400, quelli che nel 1976 aiutarono nella ricostruzione post-terremoto domenica il passaggio della Stecca. Per noi Gemona costituisce un momento particolare non solo come raggruppamento e evento alpino, ma perché in sera chiude anche 50 anni da quel terribile momento del terremoto 76, dove l'organizzazione ANA ha potuto portare in quelle zone 10 cantieri. In uno di questi, il cantiere 10, i nostri alpini trevigiani si sono prodigati per circa 2 mesi. 400 le penne nere che dalla sezione di Treviso accorsero nel Friuli sconvolto dall'Orcolat. Un anno drammatico quello del 76, ma anche di ricostruzione. Purtroppo a distanza di 50 anni tanti di loro non potranno essere presenti per ragioni anagrafiche, ma comunque la sezione di Gemona,
che ha organizzato il tutto ci darà delle medaglie ricordo da consegnare a coloro i quali appunto hanno lavorato in quei momenti. Ecco. Ma per sancire quel legame profondo di sacrificio e gratitudine ci sarà un filo diretto tra la Marca e la città simbolo della rinascita post-terremoto, un vero e proprio treno della memoria. Domenica da Treviso verso le ore 6 partirà un treno storico con una capienza massima di 250 persone e che raggiungerà Gemona verso le 8:30. Chiaramente il treno poi consentirà il ritorno a Treviso a partire dalle 17. È un treno messo a disposizione, organizzato sempre dalla sezione ANA di Gemona, gratuito. L'unico obbligo è quello di registrarsi presso la sezione di Gemona. Migliaia gli alpini trevigiani attesi per la Triveneta, qualcuno è già partito a piedi come da Preganziol, ma Treviso sarà presente in massa anche per un cruciale passaggio di consegne. Riceveremo quella che viene chiamata la stecca, quindi il passaggio di consegne tra la sezione di Gemona e la nostra, che il prossimo anno ospiterà qui a Treviso il raduno del Triveneto. Per la quale state già lavorando, perché non può che essere così. Assolutamente, so già un paio d'anni che lavoriamo in questo senso. Ed è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.